Come ti chiami? Natalie. Rita. Io mi chiamo Sofia. Io mi chiamo Vanessa. Gone. Io mi chiamo Federica. Io mi chiamo Alice. Anna. Carlotta. Mi chiamo Sara. Mi chiamo Alessia. Da quale sede vieni e che settore frequenti? Conegliano e faccio ristorazione, cameriera. Io vengo dalla sede di Conegliano e faccio il settore turismo. Anch'io vengo dalla sede di Conegliano e faccio il settore turismo. Siamo della sede di Conegliano, io faccio conciatura. Io faccio ristorazione. Qual è la cosa che ti piace di più di questo progetto? A me piace appunto esplorare anche nuovi posti, nuove culture, tradizioni, quindi soprattutto anche mi piace la lingua inglese, quindi per questo mi sono anche candidata perché proprio per questo. Oltre a conoscere nuove persone, conosci nuovi spazi, diciamo, e diciamo che ti metti anche in prova. Per vedere un po' nell'ambito in cui sono ovvero ristorazione, lavoro da cameriera, come si lavora anche fuori all'estero, provare un po' per vedere, visto che non ho mai lavorato fuori. Beh, sicuramente viaggiare, il viaggio. Poi la Spagna è bellissima, quindi un posto veramente bello e anche il fatto di proprio andare via, proprio viaggiare, stare via, avere nuove esperienze. Io in realtà inizialmente non lo volevo fare perché allontanarmi da casa 3 settimane un po' mi spaventa, però sì, alla fine ho cambiato idea. Fare un'esperienza all'estero e imparare nuove cose. E la cosa che mi interessa di più di questo Erasmus è imparare cose nuove, diverse da quelle che ci possono essere qui in Italia, quindi riferendomi all'estero. Sei già stato all'estero? Sì, sono stata in Croazia l'estate scorsa e anche in Romania per dei parenti. Io avevo detto di no nel colloquio, però in realtà sì, sono stata all'estero. Non sono mai stato all'estero. Io sì, sono già stata all'estero in vacanza. Io sì, perché ho i miei parenti, cioè i miei genitori che sono serbi, quindi sì, giustamente vanno ogni estate, però diciamo in altri stati non ci sono mai andata. Quindi. Io no, anche se ho delle persone della famiglia che sono un po' all'estero. Quindi. Qual è stata la domanda che ti ha messo più in difficoltà durante il colloquio? Beh, sicuro quella dei punti deboli e punti di forza e quella di un'esperienza che mi ha segnato come persona. Io quella dei punti deboli e punti di forza. Beh, io non ho avuto domande che mi hanno dato particolarmente difficoltà, forse riguardo ai miei punti deboli e punti forti, cioè non sapevo proprio quali fossero. Però alla fine ce l'ho fatta rispondere, quindi è andato bene. Io non ho avuto domande che mi hanno messo particolarmente in difficoltà in realtà, quindi. Beh, in realtà niente, solo che ho un po' di ansia, ma quello ce l'ho sempre, normale, ma non c'è nulla che mi spaventi. O forse l'inglese. Quando ti è stato proposto questo progetto, hai accettato subito o hai avuto dei ripensamenti? Io ci ho pensato un pochino tanto in realtà, perché non ero sicura al 100%, cioè ero sicura al 100%, ma non sicurissima. Io invece quest'anno volevo partecipare, perché l'anno scorso l'hanno proposto, ma i miei non erano tanto d'accordo. E invece io ho fatto partecipare alla video lezione e adesso hanno acconsentito. Non ho accettato subito, cioè ci sono stati dei ripensamenti, altre volte dicevo sì dai prova, no, cioè, ma alla fine ho deciso di andare, provare, dai, di fare un'esperienza nuova. No, io ero sono subito per andare perché, come ho detto prima, cioè, mi piace anche conoscere nuove tradizioni e l'inglese, quindi anche i miei genitori erano molto d'accordo su questo, quindi diciamo mi sono lanciata subito a fare questo. Beh, io non ci ho pensato 2 volte, ovviamente prima ho chiesto ai miei perché sapevo che erano un po' così per quanto riguarda la casa ospitante, cioè la famiglia ospitante, e più che altro per questo. Va bene, ottimo, vi ringrazio molto per la vostra iniziativa. Grazie mille. Niente. E durante il colloquio hai avuto ansia? No. No? No, mi sono trovata bene anche con gli interlocutori. Cosa sono gli interlocutori? Persone con cui sto chiedendo per capire. L'altra cosa, e vi aggiornerò stando così, di guardare il più possibile in camera, cioè nel senso non cercare di sguardi delle vostre amiche che sono qua, ma guardare in camera, ok? Bene. Qual è la camera? Questa. No, ma devo guardare quello o...
No. Questa parte qua, l'obiettivo. Là dentro, ok. Ok. Ci sono? Vuoi un mulino per... No, ci sono. Com'è stata davanti alla telecamera? Lo sto facendo per una prova audio. Però... Mi sento famosa. Ti senti famosa? Sì. Ok. Ma registra? Sto registrando. Ah, ok. Stop un attimo perché ci sono i tuoi progetti che fanno così, per cui ti faccio una proposta: o ti attacco il microfono così, oppure ti chiedo di tenere le braccia sotto. Passo il microfono, non riesco a tenere. Ok, va bene, allora arrivo. Cosa hai fatto ieri sera? Studiato tedesco. Studiato tedesco? Che falsa? È falsa, taglia. Riesci a... Ok, fatto. Ok. Così. Dai. Bene. Allora. Dove non piace. Vabbè. Sarà un'intervista lunga. Hai finito? Scusa. Devi ridere tu.